Gli occhi del focus, gli occhi del focus, puller. Ma salve miei cari tuppetteri. Allora, nella scorsa puntata ci eravamo lasciati così. E sotto questo video il nostro collega Davide Nesti ha scritto di sapere qualche informazione in più circa il follow focus, ha detto come lo monto. Ed ecco che oggi abbiamo qui appunto il Nucleus M, che è quello che abbiamo utilizzato in quel video. Sicuramente molti di voi lo conoscono e lo usano pure, ma vi farò vedere magari qualche chicca che vi può essere utile. Cacchio, si apre. Ok. Allora, prima cosa, all'interno troverete questi due handle, due motori, che sono questi qui, delle ghiere, 6 batterie di questa tipologia e poi troviamo questo che è la parte più interessante, il Fitz. Infine, ma non per ultimo, porco Giuda, infine abbiamo qui la sezione delle varie cavetterie, il caricabatterie e questi aggeggini che vi faccio vedere, queste rosette Harry che vanno attaccate lateralmente alla camera. Oppure in alternativa ci sono anche questi comodi clamp, quelli per i gimbal con i tubi come i Ronin M o qualsiasi altra tipologia di stabilizzatore che ha bisogno di questa tipologia di clamp, dove appunto si può attaccare l'handle, così chiaramente avvitandolo, e può essere un'altra cosa comoda. Ma banda alle ciance, andiamo alla nostra configurazione. Allora, per il nostro assetto da guerra avremo bisogno della nostra camera, in questo caso Blackmagic, mi rivolgo soprattutto a chi utilizza questa camera, con un rig, che può essere qualsiasi, in questo caso utilizzo Small Rig, come sapete, le due rosette Harry posizionate esattamente alla stessa distanza, perché altrimenti saremo storti, e poi come pezzi del tilt abbiamo bisogno dei primi due handle, che sono il destro e il sinistro, così. Come cacchio li ho messi? Così, in questa posizione. Poi abbiamo bisogno di un motore, 4 batterie che vanno inserite praticamente due all'interno di uno degli handle, il nostro amico Fitz, che è questo qui, il motore di tutto, dove all'interno vanno inserite le altre batterie. Adesso, miei cari tuppetteri, a proposito del Fitz, vi do una piccola chicca. La vedete questa praticamente rosetta Harry con questa staffa che è attaccata qui dietro sul legno? Ecco, qui ci sono due buchi che permettono di attaccare questa staffa, che non è compresa all'interno del pacchetto quando si acquista, quindi va acquistata separatamente e permette effettivamente la comodità di attaccare attraverso una rosetta Harry questo aggeggio da qualsiasi altra parte. Chiaramente nell'utilizzo che ne faremo oggi è un utilizzo secondario, vi farò vedere, ma comunque io vi consiglio di acquistarla separatamente a un costo di circa 40-45 euro, che comunque è un bel costo per una staffa, però comunque sia è utile, ragazzi. Abbiamo bisogno pure di uno dei cavi che ha l'attacco con lo spinotto simile, lo vedete così, uno va attaccato nell'handle e uno va attaccato nel motore del nostro motor focus. Chiaramente io lo metto in quello di sinistra perché mi viene più comodo e aggancio tutto in questo spinotto. L'altra cosa poi è attaccare il motore, che qui in questo caso io l'ho attaccato per comodità in orizzontale da sopra, e poi sicuramente agganciato qui nella ghiera che ci permetterà appunto il movimento del nostro fuoco. Dopo aver attaccato il nostro motor focus con lo spinotto, uno dei due vale l'altro, si può procedere finalmente al settaggio di tutta la parte software. A questo punto avremo inserito nel vano batteria qui le batterie per far funzionare il Fitz. Quindi cliccando il bottone rosso al centro, lui tremerà e si accenderà. E in alto a destra potete notare Standby Master. Questo vuol dire che in questo momento è attivo questo qui, che è il Master, il Fitz. Ci darà la possibilità appunto di muovere la nostra messa a fuoco comodamente da qui. Ma se vogliamo passare agli handle, come dobbiamo fare? Qui a destra abbiamo vari bottoni. Se noi premiamo per 2 volte il tasto Function velocemente, lui tremerà e scriverà qui in alto a destra Standby Slave. Slave appunto indica l'handle. Quindi a questo punto, cliccando il nostro handle, ecco che il gioco è fatto. Lui inizia a muoversi da qui e avrà bloccato le funzionalità del master.
Una cosa importantissima, se noi muoviamo la ghiera dalla nostra handle, dal nostro slave, anche di un pochettino, e la sua memoria in questo momento è come se si è mosso e quindi ha fatto un passaggio di percorso, ma nel nostro master siamo ancora tutto a destra, quindi la sua memoria è che sta tutto a destra. Quando sposterete nuovamente da handle al master, sempre col tasto function 2 volte, lui automaticamente torna nuovamente nella memoria che aveva lui precedentemente. Questo significa che se avete la ghiera attaccata vi farà uno scatto immediato e vi può anche rompere l'obiettivo, vi può fare danno all'interno della ghiera, può sbattere il motore nel fine corsa della ghiera creando qualche danno. In ogni caso, quando lui arriva a fine corsa si stacca, il motore va in protezione, ma comunque se si può evitare meglio. Quindi quello che vi raccomando è sempre fare in modo che il fine corsa del motore collegato alla memoria dell'handle e il fine corsa collegato alla memoria del master siano sempre identici, in modo tale da evitare danni. Se no, so cazzi. Per chiudere il video in bellezza vi do altre due chicche interessanti. Allora, la prima è che esiste un cavo che si chiama Run and Stop, che si collega in questo spinotto o in questo, in base a dove collegate il motore, per poi collegarsi alla camera. Esiste sia per Blackmagic che per Red, ma penso anche per altre camere, e permette di fatto di utilizzare il tasto questo qui del REC, sia da questo lato che da questo lato in base a dove viene collegato, per mettere praticamente il recording in remoto. La seconda chicca invece, ragazzi, riguarda lo spegnimento del sistema. Se cliccate il bottone per 3 secondi, ok, lui si spegnerà, ma il motore ancora resterà acceso. Se invece, una volta che lo premete, andate giù col tasto dove vi dirà spegnere tutti i dispositivi, cosa succede? Off all, lui si spegnerà e nel frattempo partirà un countdown anche nel motore e lo farà spegnere pure. Quindi miei cari tuppetteri, questa è la composizione del mio Transformers, divertitevi con i vostri Animal Transformers e mi raccomando state attenti alla ghiera quando passate da Slave a Master prima che ci rimettete qualche dito oppure il motore. Ciao aglio!